Sempre, sempre. La prima sensazione di questa casa è l'accoglienza, dal comfort alla calorosità proprio dell'ambiente che dà. Chiaro, io un po' me l'aspettavo, ovvero la scelta di ricadere su una tecnologia del genere era mirata e auspicava di arrivare a un obiettivo del genere che è stato pienamente centrato sia dal nostro punto di vista che anche di quello delle persone che vengono a trovarci, che al primo passo che fanno dentro casa. In particolare io mi sono molto affidata all'idea di Edoardo perché non conoscevo sinceramente le case in legno e i comfort che potevano portare e devo dire che è proprio una coccola, quindi è proprio un bel nido. Bisogna quindi rapportare un costo di costruzione a un beneficio poi che si ha, anche nell'immediato. L'aspetto che più sta piacendo di una casa del genere è l'aspetto acustico. Quello è una cosa che veramente sto riscontrando. Era uno tra gli aspetti che mi aspettavo e che ovviamente viene preso in considerazione nel momento in cui si usa una tecnologia come questa, però devo dire che sta andando ben oltre le aspettative iniziali. Sicuramente anche quello del comfort ambientale, per il comfort ambientale inteso come la temperatura naturale che c'è internamente. Sì, soprattutto per una donna che di solito vuole sempre la casa caldina, devo dire che anch'io mi sono piacevolmente sconvolta in positivo di questo aspetto. E poi, oltre a tanti tecnicismi, quello che a me sorprende e che sorprende anche le persone che ci entrano è proprio che ti dà l'idea di essere una casa avvolgente, che ti senti subito a tuo agio, ti fa stare bene, perché appunto è una casa calda, cioè il legno comunque ha un po' questo effetto. Su internet si legge un po' di tutto, bisogna avere sempre un po' di coscienza e lasciarsi guidare anche da chi è del settore per capire anche gli aspetti un po' più tecnici. L'aspetto delle modifiche delle varianti in realtà è sempre fattibile, in misura magari diversa in base agli aspetti che sono da affrontare, però credo che insomma, se affiancati poi comunque da un dialogo anche da parte dell'azienda che riesca ad ascoltare, sia in grado di ascoltare poi le esigenze del cliente finale, credo che insomma, si riesca sempre a poterle far combaciare. Ecco. Siamo riusciti a fare tutto quello che avevamo progettato, premeditato assieme prima. Chiaramente noi abbiamo costruito in un contesto dove avevamo delle limitazioni, ma non dettate da fornitori o altro, ma dovuto al posto in cui l'abbiamo costruita, e quindi sapendolo in anticipo ci siamo attenuti alle regole della zona, e però alla fine siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo al meglio secondo noi. Quindi io concludo dicendo per questo aspetto che effettivamente una buona collaborazione e comunicazione tra le parti ha fatto in modo di portare a termine bene il lavoro. Credo pure è stata una bella sorpresa perché abbiamo trovato un interlocutore, Christian, che ha saputo ascoltarci e venirci incontro sulle varie esigenze, in un periodo difficile che ha portato ovviamente delle modifiche in corso d'opera in termini di scelte, decisioni, piuttosto che strategie sul come portare avanti, che sono sempre state avvallate e accontentate dalla ditta, da Creopuro e dalle persone che ci lavorano, insomma, che ci hanno seguiti fin dai primi passi per essere arrivati qui oggi, insomma, con le foto di una casa finita e più che soddisfacente. Sì, io aggiungerei appunto che quello che mi ha colpito, soprattutto dall'inizio, soprattutto da ignorante in materia, è l'aspetto umano che abbiamo trovato nelle persone con cui ci siamo interfacciati, in particolar modo con Christian, e soprattutto l'aver capito sin da subito a cosa andavamo incontro, che per me insomma era importante per poter essere coinvolta
tanto quanto Edoardo nel progetto.